Buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera a una Sibilla Interattiva con Hildegard e addirittura c'è il Marietto veneziano. Buonasera, buonasera a Buonasera, tutti. eccoci qui. Giovedì ormai noi ci siamo un appuntamento fisso per quelli che ci seguono. Abbiamo mancato martedì, era una serata particolare, un giorno di festa, avevamo degli sì, impegni. anche noi siamo esseri umani, abbiamo come tutti gli impegni e via dicendo. Però giovedì e martedì cerchiamo sempre di esserci. Quindi vi ricordiamo a proposito degli appuntamenti che ci ritroviamo martedì alle 21:15. Quindi nel canale della nostra Ildone Nazionale. Beh, e anche non solo, perché trasmettiamo da 3 canali contemporaneamente e sono il esatto. canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube e il gruppo Facebook. A proposito del gruppo Facebook, se non vi siete ancora iscritti, amici, non perdete tempo, cercateci su Facebook e cercate il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, oppure i Casti Sacerdotali. Sono entrambi gruppi che abbiamo fondato il Marietto e io. E diciamo che quello dove trasmettiamo più facilmente poi è Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Esatto. Quindi siete benvenuti, chiedete l'accesso. E poi cosa possiamo dire? Beh, puoi incominciare. C'è un utente Facebook che ci saluta, però si vede che non si è ancora registrato. E allora adesso spiego il barbatrucco, il pippone della Hilde, adesso sono tutti. Allora, siccome YouTube con StreamYard, che è la piattaforma da cui trasmettiamo, hanno evidentemente uno scambio di informazioni e dati, quindi collaborano in qualche modo e maniera, non c'è bisogno quindi per quelli che vengono dai canali di autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei commenti, mentre proprio da Facebook è necessario fare questo passaggio che adesso vi spiego. Quando avete trovato nel gruppo il post che avvisava o annunciava la diretta, avrete notato anche che sull'immagine c'è un breve testo. In questo testo c'è un link in azzurro che cita www.streamyard.com/Facebook. Questa stringa in azzurro è un link a tutti gli effetti che dovrete cliccare prima di entrare nella diretta. Quindi cliccate su questo link, vi si apre una pagina che chiede conferma di autorizzazione dei vostri commenti e quindi di conseguenza autorizzate Facebook a comunicare i vostri dati a StreamYard, e fatta questa autorizzazione potrete accedere poi effettivamente dal post alla diretta e quando commenterete vedremo chi siete, perché quello che si vede è quello che avete visto in sovraimpressione, quindi Facebook user, e quindi non sappiamo chi sia la persona che ci sta scrivendo. Fate questo semplice breve passaggio, non è necessario ripeterlo le volte successive. Bene, detto questo, iniziamo con sapere chi siamo per chi chiaramente non ci conosce e quindi vuoi ricordare ai nostri amici il nostro pedigree, il nostro pedigree, il nostro curriculum. Sì. Allora, tanto per cominciare, trovate moltissimo del materiale che abbiamo nel tempo creato, caricato a disposizione gratuita per tutti nel sito www.ilcapitano.altervista.org. Già accedendo a questo sito avrete modo di studiare molte cose, scaricare del materiale che fin da subito può aiutarvi a diventare operativi, quantomeno a livello di radionica e di radiestesia. Sicuramente anche quelli che possono essere dei primi approcci di natura anche cabalistica, perché ci sono delle infarinature di quello che possa essere la condivisione della tradizione ermetico-cabalistica più facilmente accessibile. Quindi diciamo che trovate effettivamente molto materiale, tutto in formato PDF, tutto gratis, quindi andate e scaricate questo materiale. Se volete capire come utilizzare questo materiale, quindi se siete digiuni di radionica e vi trovate questi circuiti ma non sapete come lavorano, non sapete come applicarli, eccetera, sappiate che a sostegno per aiutarvi proprio a iniziare questo percorso, nei nostri canali YouTube trovate i video di spiegazione. Nel canale YouTube trovate ovviamente una sezione chiamata playlist,
Se cliccate lì trovate una specie di indice dove per argomento sono raccolti i video più significativi. Ovviamente altrimenti dovreste spulciare fra i video delle dirette e quello che è stato caricato nel corso del tempo. Diventa, soprattutto per i fruitori della connessione tramite cellulare, un'impresa terribile. Quindi vi consigliamo questa scorciatoia. Andate, guardatevi tutti i video. Ne abbiamo fatti tantissimi, non siamo operativi solo per le letture delle sibille, ma abbiamo veramente divulgato e trasmesso tantissimo. Nel corso del tempo sono stati pubblicati 2 nostri libri cartacei, quindi dalle edizioni OM, trovate oh mamma mia, mi sto impappinando. Iniziazione alla magia radionica, quindi il primo volume, e poi Magia radionica della Madonna dei Ghirli. Se siete interessati appunto all'applicazione magica della radionica, dopo che avrete capito cos'è la radionica, se ovviamente non conoscete già il suo prezioso contributo, bene, Potremmo allora ogni tanto. Sì, se prendi tu la parola, io vado a prendere i libri. La Elde stacca un po' il pippone perché io vi capisco. E quindi adesso, detto questo, vi voglio spiegare anche un'altra cosa. Cosa sono questi benedetti circuiti radionici? Beh, qua vediamo già qualcosina. Prima di tutto, una cosa importante è che del 4 luglio dell'anno scorso praticamente abbiamo divulgato gratuitamente un ebook importante, gratuito, dove ci sono vari circuiti, e questi circuiti vengono spiegati nelle varie di estrazione cabalistica, quindi sono tutti legati agli studi esoterici di natura cabalistica. Quello che vedete in sovraimpressione, tra l'altro, contiene i 72 nomi di Dio, così vengono notoriamente riconosciuti, ma per quelli che sono più addentrati proprio nell'esoterismo, i 72 nomi di Dio corrispondono alle intelligenze e ai gradi del livello di coscienza di Mercurio, quindi gradi zodiacali raggruppati per 5 gradi ciascuno, e che influenzano effettivamente il quotidiano, il nostro vissuto. Però la Ille ha staccato il pippone per dirvi che noi abbiamo pubblicato, cioè noi, l'editore, ha pubblicato questi 2 fantastici libri, no? E quindi chi vuole introdursi alla radionica in modo graduale, il primo è stato Introduzione alla magia radionica, questo, che ha venduto più di 400 copie, no? Sì, è per essere un testo di nicchia, mai pubblicizzato tranne che da noi, e quindi in passaparola. E chiaramente ha avuto un bel successone, quindi molti, 300-400 persone ce l'hanno, come si dice, nel comodino. E poi questo qui, che è il seguito, che praticamente è Magia radionica della Madonna dei Ghirli. La differenza: il primo volume inizia alle discipline esoteriche e vi stimola a lavorare sulla rettifica della personalità come base attraverso cui poi si sviluppa tutto un percorso spirituale. Esatto. Ma il secondo volume è concentrato sulla difesa occulta, quindi in tutte le sue declinazioni. Esatto. Quindi Magia radionica della Madonna dei Ghirli è per tutte le persone che vogliono e hanno necessità di alzare le loro difese e quindi di proteggersi dalle tante condizioni esterne che spesso interferiscono nella nostra vita e quindi nel suo regolare e naturale procedere e svilupparsi. Sì, hanno parecchi circuiti, hanno delle belle spiegazioni, non potete non avere. Questo qui costa 14-13 euro nei migliori. Sì, probabilmente lo trovate già con un piccolo sconto sul Giardino dei Libri, Macrolibrarsi, perfino su Amazon. Bene, detto questo, io penso che, come si dice, i nostri amici che ci seguono, cominciamo a rispondere, perché dopo stasera siamo con i tempi ristretti, però vi ricordiamo che siamo disponibili per consulti professionali in privato, quindi se volete un approfondimento e un tempo esclusivo per voi, per quindi mezz'oretta o 45 minuti, 30-35 minuti, adesso qui abbiamo messo 45, però nella realtà
la musica è cambiata perché abbiamo tantissime richieste ultimamente, negli ultimi Quindi mesi. segnatevi giù i numeri e contattateci tramite Non Telegram o mettete il WhatsApp. numero nascosto perché abbiamo Sì, abbiamo già bloccato i numeri perché siamo stanchi di vedere gente che, cioè noi ci esponiamo per i nostri numeri nascosti che vengono solo a disturbare, quindi se volete veramente qualcosa di serio, Sì. ovviamente per cominciare c'è il principio della fiducia, se già vi nascondete viene meno ogni forma di collaborazione. Bene, adesso cominciamo a rispondere. iniziamo un po' a vedere se ci sono delle domande fatte bene. Voi sapete che dovete mettere il nome, la data di nascita e poi una domanda corposa più. Esatto. E dovete esserci, perché ci sono persone che fanno una domanda, vanno via, poi la settimana dopo vengono ancora. Poi la stessa domanda e per noi diventa un déjà vu. Un déjà vu, un pippone, perché questi qui hanno voluto perdere tempo. Bene, vediamo un po' i fortunati che selezioneremo. Quindi nome, data di nascita. La domanda è incentrata su un argomento specifico, quindi non come va la mia vita sentimentale, questa è una domanda inconsistente, non va bene, piuttosto se siete single dite e scrivete sono single da tempo e vorrei sapere se incontro qualcuno adatto a me, se nascerà qualche cosa di interessante, se avrò una relazione sentimentale pagata, cioè questo nel caso doveste essere single. E allora vediamo la prima domanda, ma vediamo se c'è. Se venite selezionati dovete dire se ci siete, perché se no, cari amici, si passa al prossimo. Vediamo. La nostra Lucia. Lucia, ci sei? Se ci sei scrivilo, mi raccomando, tutti gli altri che sono collegati in questo momento e che hanno posto la domanda, se venite selezionati e scelti, scrivete subito ci sono, presente, quindi siate subito pronti. Questa perché è fatta molto bene. Mariella, sì. Quindi vediamo, intanto Vediamo se Lucia non dà cenni, passiamo alla prossima domanda, perché evidentemente non ha sentito che vogliamo che stiate lì. O anche questo perché è la nostra Medina. Bene, non c'è la nostra Lucia. Passiamo. Lucia purtroppo ha fatto una bella domanda, ma non ci sei. Passiamo alla prossima. Ok, One Top Gaming. Allora, sono Milena, 29 ottobre del 71, vorrei sapere come mai mio fratello Roberto, 12 agosto del 70, non è corrisposto da Silvia. Va bene, vediamo un po'. Ok, quali sono le motivazioni per cui Silvia non ricambia il sentimento di Roberto? Milena, questa è una carissima. Vediamo un po'. Un po'. Allora, ladro. Cara mia, non è corrisposto, sembrerebbe a causa della presenza di un'altra persona. Già, c'è sotto, dietro le quinte. C'è qualcuno che lavora nelle retrovie sta lavorando, e che avanza. Vediamo un po'. E sta lavorando tantissimo e non poco, non si capisce bene. Adesso sembrerebbe un uomo, però potrebbe essere anche. Sì, ora la stesa ci risponderà in modo più chiaro. Poi la Lucia ha scritto ci sono, forse è un ritardo della connessione. Dopo facciamo la Lucia anche. Sì. Mi raccomando, Lucia resta lì, purtroppo il tempo di risposta delle connessioni non è stato sufficientemente rapido, però resta che ti rispondiamo subito dopo aver risposto a Milano. Vediamo un po' perché Silvia non corrisponde col nostro Roberto. Vuoi iniziare te? Allora, sembra che inizialmente abbia avuto un interesse nei confronti di Roberto, probabilmente affascinata anche da alcune qualità, probabilmente anche dalla stabilità di Roberto come uomo di un certo... Cioè ha visto in lui una sicurezza. Esatto, e sicuramente anche questo ha contribuito a un interesse che però, vedi, non è andato più in là, qua compare una nemica. Esatto, sembra quasi che nel passato, vedi, entra in scena un attacco, qualcuno che li ha attaccati. Qualcuno che li ha attaccati, questo è il passato, quindi sembra che... Attualmente, effettivamente... sì, attualmente sembra che lei lo veda andare via... sembra proprio che sia distante, ma a causa di ostacoli, interferenze. Di nemici, esatto. C'è qualcuno che li spia e li ha attaccati, no? Sì. Cioè li ha attaccati in passato e adesso controlla se effettivamente continuano a essere distaccati. Esatto, sì. Quindi chiaramente il tipo di intervento, quello che è stato fatto in qualche modo e in qualche maniera, mirava proprio a rendere infelice e non corrisposto un eventuale interesse legale. Quindi
dalle sibille si evince che il loro distacco, la loro divisione non è tanto dovuto a un fatto sentimentale, ma da un fatto di altri che sono entrati nella Esatto. scena di questa coppia e ha cercato da lontano, diciamo, di dividerli. Mhm. Però sembra che la cosa abbia un risvolto poi più favorevole in futuro, quindi Sì. la carta della costanza già annuncia uno sblocco, quindi Anzi, è più che uno sblocco, un un ritorno. riavvicinamento, esatto. Quindi sembra quasi che ci sia, Sì, anzi, qualcosa di importante, perché c'è anche nell'esito effettivamente. l'esito, cioè questo ci fa capire che lei ci spera ancora, la fortuna, lei spera Sì, in sì, c'è lui un'aspettativa anche importante di sviluppo. entro un anno questo. Mm. Quindi diciamo che il loro distacco è stato un distacco artificiale, Sì, sì. non dovuto da lei, no? E si vede nel futuro prossimo, entro i 3 mesi, 4, che c'è un riavvicinamento proprio perché lei riacquisisce queste forze, questa... Sì, Sì, alla fine è così. sì, sì. Anzi, è lei che qui vediamo, aspetta lui, è lei che a un certo punto sarà conscia e il ritorno c'è perché c'è la Sibilla che parla chiaro della riunione. Quindi diciamo che la problematica principale non è stato il sentimento, ma è stata un'operazione Esatto, qualche altra cosa che è è subentrata. entrata di nascosto che non si aspettavano nessuno. Ecco, per questo, Milena, è successo questa cosa. Almeno le Sibille fanno vedere questa cosa. E la Silena dice, speriamo. Bene, la nostra abbiamo detto Lucia, quindi ci sei? Adesso è garantita che c'è la nostra Luci. Vediamo un po' la Lucia. domanda. Lucia, 8 febbraio del 60, vorrei sapere se Silvano, 3 maggio del 69, tornerà da me o l'amicizia è finita, grazie. Allora, aspetta un po', Tobolo, perché tu sai che io sono un po' tonto, ma l'amicizia cosa vuol dire? Un fidanzamento o un'amicizia che giocavate a baccarà? Cioè, quando si fanno queste domande bisogna farle spiegare col disegnino, no? Perché sennò se io cerco un'amicizia e se ricordo... Se è veramente proprio solo un'amicizia o se c'era qualche risvolto, qualche aspettativa più sentimentale, magari mentre cominciamo a mescolare e a chiedere, forniscici queste ulteriori delucidazioni. Se no noi rispondiamo. Tra l'altro, se è un'amicizia virtuale, se vi conoscete nella vita reale, se non è qualcuno che hai trovato su Facebook. Perché cioè, se si parla di amicizia, amicizia come i vicini di casa che vengono a mangiare una pizza è una cosa, ma cioè, una persona qui non si mai incontrata in carne ed ossa può essere un'altra. Esatto. Se gentilmente aggiungi dei particolari in cui riusciamo a ricamare meglio con le Sibille. Dai, su Lucia, un atto di coraggio, via, fai bene la domandina. Allora, vediamo intanto. Vediamo. Se no rimane Silvano. Vediamo il nostro Silvano. Verso Lucia. Quindi vediamo cosa... Vediamo un po'. No, allora, leggerezza. Allora, sembra che abbiano comunicato un po' o da lontano all'inizio. Sì, a me sa proprio di virtuale un taglio del genere. Sì. Quelle conoscenze online, sì, sembrano, almeno da distanza. Visto che noi non conosciamo la Lucia, no? Non sappiamo neanche chi è, sembra qui, da come l'hai scritta, che la cosa sia un po' virtualizzante, una cosa un po' così. Quindi Lucia, se vuoi aggiungere qualcosa per aiutare la stesa, per farci capire di cosa stiamo parlando, però noi andiamo avanti. Allora, solo mentre tu giri le carte, spiego a Mariella, che chiede se saltiamo, che l'ordine dei messaggi che probabilmente sta vedendo lei non è necessariamente lo stesso che riceviamo noi, perché noi stiamo trasmettendo da 3 canali contemporaneamente e quindi da 3 canali riceviamo commenti. Probabilmente lei è collegata da un canale YouTube e quindi quello che vede lei non è quello che vediamo noi. Secondo, non rispondiamo secondo l'ordine, ma secondo la qualità della domanda. E quindi a tutti prima o poi è dato di ricevere una risposta, c'è solo da avere pazienza, perché così funziona. Va bene? Anche perché poi... Perfetto, allora andiamo a rispondere quindi a Lucia. Allora, la Lucia ci dice sì da 6 anni.
Allora, sì, da 6 anni è un'amicizia? Ma sì, da 6 anni è un'amicizia virtuale o è un'amicizia in carne e ossa, quindi Cioè, non si riesce a gentilmente. capire bene se è un'amicizia virtuale, un'amicizia carne ed ossa o è un fidanzamento o un'unione, perché dalle sibille che vedo c'è un po' tanta cosa carne al fuoco, e quindi è meglio essere precisi. Comunque, Noi andiamo mentre avanti. chiarisce anche questa cosina qua, cercando di fare una frase di senso più compiuto, andiamo a Andiamo avanti. vedere. Allora, Ma allora, ma qui c'era una cosa, è come se lui avesse un po' mangiato la foglia di un altro interesse. Ora, o che lui avesse un interesse non dichiarato o che lo abbia riconosciuto in te, secondo nel me c'è passato, un'afflizione qua. Amicizia in carne e ossa, ok, perfetto, grazie Lucia, benissimo. allora andiamo avanti. Allora, qui cosa succede? Succede che a fronte della possibilità di un'avventura o no, c'è stato un pochettino un momento così di difficoltà. Nel passato? Quindi o un'avventura o un progetto che poteva anche essere un investimento lavorativo. Di fatto ci sono state delle tensioni, delle E situazioni, anche dei segreti. delle Ecco, io situazioni aggiungerei poco dei chiare. segreti, qualcosina che era tra il chiaro e oscuro, come dice Eros Ramazzotti. Quindi o uno ha giocato un po' sul filo dell'attrazione fisica, oppure c'era qualche altro aspetto che non è stato Perché, detto vedi, questa completamente. Sibilla mi fa un po' paura, perché nel passato, quando esce il mercante, sembra sempre che, soprattutto il mercante con le mani converse, no? Con sé, come si dice certo. poi, abbracciate, sembra sempre che cerchi l'opportunità migliore. E poi c'è la Sibilla della stanza, no? La Sibilla della stanza è una Sibilla che può essere interpretata in 2 modi: o un'attrazione Incontri, fisica, notizie, eccetera. oppure affari. Esatto. Allora, se prima c'è il mercante, sembra che questo signore qui Stesse sotto valutando. se l'affare si poteva fare, e l'affare è seguito poi da un militare, quindi strategicamente Lui aveva delle intenzioni nascoste o comunque qualcosa che non ha tecniche, detto. esatto, quindi attenzione Ma Lucia. io ti posso dire che già nel presente sembra che vi ritroviate, quindi non è Esatto, una sì. cosa, non andiamo tanto per le lunghe, quindi qui Sì, però attenzione, il problema è dopo, è un anche se vi comeback, ritrovate. esatto, è un comeback un pochettino, capisci? Il ritorno c'è e si vede che potrebbe nascere anche qualcosa, giusto, Topolotto? Sì, se questo progetto effettivamente era di natura lavorativa, potreste riprenderne l'argomento. Se era una situazione sentimentale, perché è sempre stato sul filo del detto non detto, allora potrebbe avere un Tra il inizio. chiaroscuro, come dicevo. Ecco, perché sono carte comunque di lealtà, di fiducia e di inizio. Però Il problema è dopo, esatto, perché alla fine lui magari fa leva sui tuoi buoni sentimenti, sulla tua disponibilità, ma lui è freddo e ha delle altre manovre. Attenzione, perché lei, la nostra Ida, è bravissima a spiegarle in modo sentimentale, però terra, io vedo che nel futuro, dopo, capisci, partono tutti incendiari e poi alla fine diventano pompieri, no? E lui si vede qua nella linea del futuro un po' di freddo, oppure ci potrebbe essere anche qualche problema legale, non lo nascondo. Qualcosa che non dice bene, perché poi ti vedo che piangere. ti nasconde e per cui cercherà delle soluzioni, però Attenzione, fondamentalmente stai molto attenta, perché qui occhio, perché poi magari ti offri anche di aiutarlo ed è una grandissima fregatura, quindi attenta. Occhio al pacco che non è quello di Amazon. Esatto, Perché qui quello lo puoi restituire. qui invece c'è un paccone in arrivo, quindi se è andato via, queste sibille ci fanno capire che è meglio che perché l'esito presenta una carta che veramente sarebbe da non guardare. vedi? Poi vedi donna umanità, quindi sembra quasi potrebbe essere che ha qualcun'altra anche. Poi l'amore, però dopo la disgrazia
e l'allegria. Quindi magari dopo che ha ottenuto il tuo aiuto, magari giocando anche sui tuoi sentimenti o l'idea che tu possa essere in qualche modo più partecipe, più coinvolta accanto a lui, e poi si conclude, vedi, con un nulla di fatto. Quindi, questo sempre che veramente sia presente un aspetto sentimentale, ma se anche non lo fosse, gioca sulle opportunità e su alcuni, fa leva su altro. Quindi attenzione, mi raccomando Lucia, Lucia, attenzione, freno tirato a mano, come si dice, stai attento perché questo qui è un furbacchione, un volpacchiotto. Bene, in carne e ossa, l'amicizia in carne e ossa, sì, ma abbiamo visto per lui l'amicizia che finiva. Bene, andiamo avanti. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda di nuovo un po' formulata bene. Noi cerchiamo anche delle domande che abbiano un senso, che siano corpose. Marietto, la tua diretta, scegli tu? Ma ci sono tantissime belle domande. Facciamo. Prima che arrivi la fine della diretta. Io tra un po' devo andare a fare l'ingegnere. Perché poi... Allora, Giovanna vuole sapere se suo fratello Andrea, 17 febbraio 78, riuscirà a superare questo momento difficile. Però è un po' generico questo momento difficile. Che momento difficile è? Sentimentale o economico? Giovanna, spiegaci bene. Vediamo un po'. Giovanna, se ci sei battuto in colpo, se no passiamo alla prossima domanda. Già. Poi evitate domande distribuite su tanti commenti perché poi diventa difficile ricostruire, visto che arrivano più domande. Senti, rispondiamo, ho visto che c'è la domanda di Mariella, che effettivamente era formulata bene. Vai a cercarla. Eccola qua. No. Bene. Buonasera, vorrei sapere se Gianni 62 ritorna da me. Mariella, alla fine. Allora, Mariella, Gianni ritorna da me. Siete stati sposati? Avete figli? Arricchisci un po', Mariella, perché la domanda è fatta bene, però dobbiamo sapere. Intanto facciamo le sibille. Se torna il nostro Gianni. Gianni, una garanzia il nome, ne? Sì. Ah sì? Sì. Allora, Gianni torna da Mariella. Gianni torna dalla nostra Mariella. Beh, fedeltà. Che c'è un recupero, un recupero. Il taglio ci fa capire che ci potrebbe essere un recupero. Non è un ritorno, ma è un salvataggio. Diciamo un salvataggio, c'è la volontà. Il taglio ci fa capire che c'è qualcosa di buono in arrivo. Però vediamo un po' la stesa. Sì, un piccolo blocco, però qualche gelosietta, qualche frenatina. Ma sì, dai. Ma tanto per capirci, perché qua mi sa che per un periodo c'è stato un giro di valzer. Qualcuno ha ballato un pochino qua e là, sì. lanciandosi in qualche altra situazione. Scusate, c'è un appuntamento importante con l'ingegnere, una consulenza. Bene, sì, io allora vi lascio con la nostra Ildi, mi raccomando, trattatela bene. Io so che siete persone per bene, però mi raccomando. E anche io mi prenderò cura di loro. Va bene, mi posso fidare? Sì, mi posso fidare? Puoi fidarti, va bene. Alla prossima, cari amici, allora, ci vediamo noi giovedì. Mi metto. E Martini con la Ildi che sono la regia. Allora, mi metto quindi frontale. Allora, benissimo. Quindi Mariella, qua si vede che insomma probabilmente il nostro Gianni, forse qualche nuova conoscenza, qualche situazione che lo ha fatto un po' ringiovanire c'è stato. Magari tu hai anche immaginato qualcosa o compreso che c'è stato insomma qualcosina che non ti ha detto del tutto. In questo momento è staccato. In questo momento è freddo, è staccato, quindi la situazione è bloccata e sembra che si stia godendo appieno qualcos'altro, una situazione che in questo momento lo entusiasma. Però ti devo dire che tutto questo fuoco d'artificio, come annuncia già il fuoco d'artificio, esplode e poi si consuma. Quindi
ho proprio l'idea, dalle carte che si vedono nella linea del prossimo periodo, che comunque in un modo o nell'altro, suo malgrado, certe situazioni si chiuderanno, quindi tutta questa soddisfazione nemmeno se la prenderà, e quindi comincerà, diciamo così, a rivalutare i valori della famiglia, i valori di un chiarimento, di un inizio solido. Però attenzione, perché per un periodo è come se o approfittasse quindi di una possibilità di cominciare di nuovo, o se questo approfittarsi non sia piuttosto legato da un qualcosina che userà a suo vantaggio. Quindi bisogna capire in che modo farà leva o cosa nasconderà, cosa non ti dirà del tutto. Ad ogni modo, nell'esito lo vediamo il ritorno. Ritornerà, e però come ritorna così non è che porta proprio un bouquet di felicità, mi sa che comunque c'è sempre un pochettino un sospirare per altre situazioni, un sospirare come se in fondo è vero si sarà preso le distanze da alcune cose, però in fondo magari una parte di lui aveva preso un po' il gusto di altri lidi, no? Di altri momenti, anche quelli magari di libertà. Non è necessariamente detto che intendesse fare chissà che cosa con altre persone. Voglio dire che si capisce che è come se avesse per ora deciso di recuperare la sua autonomia. Cosa significhi poi per lui questa sua autonomia? Tornerà, non starà bene, non è proprio, come ti ho detto, felicissimo, ma tornerà. E questo sicuramente porterà un miglioramento, quindi il tipo di ritorno sarà comunque, anche se inizialmente un po' magari tormentato, ma sarà molto positivo. Quindi secondo me Mariella non è conclusa qua, anche se ora lui sembra estremamente refrattario e fermo, bloccato sulla sua posizione. Bene, io per questa sera vi ringrazio per aver partecipato, vi ricordo che abbiamo appuntamento martedì alle 21:15, quindi ci aggiorniamo per martedì, e vi ricordo che torneremo poi insieme col Marietto Veneziano giovedì alle 19, martedì lui sarà in regia, quindi vedrete solo me. Vi ringrazio tantissimo, vi ricordo comunque che se desiderate un approfondimento in privato siamo disponibili per consulti professionali, 20 euro, 30-35 minuti. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata e alla prossima. Ciao!